Jacopo Meghini di Metalmont, un'azienda storica a sostegno dell'Istituto Città della Vittoria in fatto di apprendistato duale. Com'è stata la vostra esperienza in quest'ambito e come sta andando? Allora, l'esperienza è assolutamente positiva, ormai onestamente non ricordo quanti ragazzi sono passati, non tantissimi ovviamente perché siamo una realtà di 30 persone, però ne ricordo almeno 4 o 5, a vario titolo, sia nell'ambito diciamo della parte più produttiva, quindi IPSIA, ragazzi che provenivano appunto dall'istituto professionale, ma anche nella parte ITS. Adesso abbiamo un ragazzo che sta completando insomma, il suo percorso, ne abbiamo avuto che ha fatto i 2 anni, quindi abbiamo avuto, come dire, un panorama piuttosto vario, sia nella parte, come si suol dire, di produzione, che nella parte invece legata alle attività di progettazione e sviluppo. Noi siamo un'azienda, dimenticavo di dirlo all'inizio dell'intervista, che progetta, produce e commercializza sia in Italia che soprattutto all'estero macchine per la movimentazione dei cereali negli impianti di stoccaggio, quindi nei silos. L'esperienza, dicevo, è molto positiva per 2 motivi. Uno, lato studente, nel senso che, come spesso si dice, fanno un'esperienza che non è un'esperienza marginale, perché sappiamo dura nell'ambito scolastico 11 settimane, nell'ambito ETS un po' di più, e quindi un'esperienza completa che permette loro, come dire, anche di apprendere un mestiere, di misurarsi con la quotidianità del lavoro. È anche un'esperienza importante perché qualcuno ha detto di voler continuare con gli studi. Questo per me, da imprenditore, è un ottimo risultato perché non solo si pensa di voler ridurre l'abbandono scolastico, ma per me è anche molto importante poter, come dire, garantire o stimolare la continuità scolastica, quindi la possibilità di continuare con gli studi. Lato azienda, dicevo, c'è la possibilità, in primis, di confrontarsi con le nuove generazioni, che è un aspetto estremamente importante, e quindi anche di raccogliere da questi ragazzi, e si spera un futuro anche ragazze, perché insomma c'è sempre purtroppo una carenza di figure femminili negli ambiti più tecnici, ma andremo a risolvere anche quella, di poter creare, come dire, uno scambio con queste persone che rappresentano le nuove generazioni, che possono portare tantissimi stimoli, tantissime idee, tantissime critiche al modo attuale di lavorare. Questo sicuramente è positivo. Quindi io sponsorizzo fortemente questo strumento, e che è proprio uno strumento bilaterale, biunivoco, come dire, cioè lato studenti, lato aziende, e potrei dire in senso più ampio anche lato società, viste le criticità che tutti conosciamo nel mondo del lavoro.